Sportivi siciliani, ben ritrovati con il nuovo numero di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento settimanale in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19, in replica poi nella tarda serata ed in replica anche nella mattinata del lunedì, poi in replica anche nella giornata di lunedì in moltissime televisioni che ripetono sul territorio siciliano questa trasmissione che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D, ovvero l'interregionale, sino alla seconda categoria. Il saluto subito, immediato, naturalmente per Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Buonasera e buona domenica a tutti. Ben ritrovata anche a te. Grazie a te. E il ben ritrovato lo diamo anche naturalmente al nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Partiamo subito dando i nostri riferimenti. Sì. Facebook, la nostra pagina è Programma Penalty, il nostro sito internet sempre consultabile www.programmapenalty.it e poi c'è il nostro indirizzo di posta elettronica che è info@programmapenalty.it. I modi per mettersi in contatto con noi sono molteplici. Benissimo, complimenti, come al solito sempre preparato. Nell'interregionale che andremo tra poco ad affrontare so che ci sono state parecchie novità, un pareggio anche importante della Ciriale fuori casa. È stata una domenica positiva per le squadre siciliane, il Messina aumenta il proprio vantaggio in vetta, pareggia, come hai detto tu, la Ciriale fuori casa, vince il Paternò in casa interrompendo gli 8 risultati utili consecutivi del Ribera. La chiaramente, certo, chiaramente tra poco daremo il tabellino completo di risultati e classifica, però prima dobbiamo giustamente presentare il nostro primo ospite, il nostro Luca Scuderi, un fedelissimo di penalty, procuratore sportivo, profondo conoscitore indubbiamente del calcio dilettantistico, anche se, diciamolo pure, nella vostra scuderia non ci sono soltanto dilettanti. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. No, non ci sono solo dilettanti, però visto che ora si aprirà il mercato di dicembre, ci sarà, come sai, in parecchio Serie movimento. D molte squadre devono cercare chi si deve salvare, chi deve vincere il campionato, di mettere Vi hai svelato prima di andare in onda che hai qualche notizia di mercato anche del campionato di eccellenza? Oggi lo torchieremo per bene allora, Carmelo. Oggi sarà una bella puntata, ci divertiamo. Perfetto, allora a questo punto parola a Lorena. Sì, mandiamo la pubblicità del nostro primo sponsor e torniamo tra pochissimo, sempre qui con Penalty. Bravissima e preparatissima. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte e retro a colori a 34,90 euro. Partiamo subito con il campionato di interregionale, subito i risultati e la classifica di questa domenica. A te Lorena. Sì, a Messina Savoia 2-1. A Paola, comprensorio Montalto, città di Messina 2-1. A Paternò, comprensorio Normanno, Batte Ribera 2-1. A Vallo della Lucania, Gelbison, Acireale 0-0. A Licata Cosenza 1-1. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Agropoli 1-1. A Cava dei Tirreni, Cavese Ragusa 2-3. Alla Mezzia Terme, San Biase batte Nissa 1-0 e a Vibo Valencia, Vibonese Noto 0-0. In classifica, come ha detto bene Carmelo Puglisi, continua la marcia trionfale del Messina che guadagna punti, guadagna vantaggio anche nei confronti delle dirette inseguitrici. In testa appunto abbiamo il Messina con 32 punti, ma questa, la classifica complessiva finale, ce la legge come al solito Lorena. In vetta troviamo Messina con 32 punti, segue Cosenza 29.
Gelbison 28 punti, comprensorio Montalto 25, comprensorio Normanno 23 punti, Ragusa e Savoia 22, Ribera 21 punti, Città di Messina 20, Agropoli Vibonese 18 punti, Licata 17 punti, San Biase 15, Cavese 13 punti, Palazzolo 12, Acireale 9 punti, Nissa 7, ultima in classifica troviamo ancora Noto con 6 punti, ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Allora Carmelo, questa vittoria del Messina, seppur in casa, è stata una vittoria pesante perché poi in classifica ha fatto sì che insomma, aumentasse anche se di poco il vantaggio sulle dirette inseguitrici, che tra l'altro hanno avuto modo anche di fare insomma, 2 incontri legati alle realtà siciliane, no? Il Licata e la Ciriale. Sì, il Messina oggi allunga, aumenta a 3 il proprio vantaggio sul Cosenza, che è la più diretta inseguitrice. Oggi, come era nella logica delle cose, oggi il Messina affrontava aveva un avversario difficile come il Savoia. Lo ha superato a fatica grazie a un gol nei minuti finali di Giorgio Corona, mentre invece il Cosenza è rimasto impantanato al Dino Liotta di Licata, dove non è andato oltre l'1-1 contro i gialloblu padroni di casa, che peraltro erano andati in vantaggio con Pasca e hanno dominato per un'ora abbondante di gioco. Solo negli ultimi minuti il Cosenza è riuscito a pervenire al pareggio. Come dicevamo prima, Ettore, domenica positiva per le catanesi, il Paternò vince 2-1 su Ribera ed entra in zona playoff. Infatti, al quinto posto. C'è una notizia buona e una cattiva per il Paternò. Dacci prima quella brutta. Quella brutta che è stata l'ultima partita di Giuseppe Savonarola, che già domani potrebbe aggregarsi appunto al Messina. Sì. Savonarola è stato scelto per sostituire Julio Cesar Leon, che in settimana aveva rescisso il contratto con la formazione giallorossa. Oggi però si è congedato al meglio Savonarola con una doppietta al Falcone Borsellino, se n'è andato fra gli applausi. Allora, sottolineiamo anche nella zona bassa della classifica il pareggio positivo del Noto fuori casa. Sì, il Noto non ha una bella situazione di classifica, anzi è decisamente negativa, è ultimo, però oggi ha comunque ottenuto un punto sul campo della Vibonese, che è la delusione di questo campionato e la rivelazione in negativo di questo campionato. Nelle ultime settimane la formazione di Soda aveva dato segnali di risveglio, oggi ha fatto un passo indietro. Punto che merita qualche parola anche quello ottenuto dalla Cireale a valle della Lucania contro il Gelbison. È vero che il Gelbison nelle ultime settimane sta perdendo un po' colpi, come dimostra la sconfitta della settimana scorsa. Tu continui a dire che è in crisi, io credo che sia soltanto una crisi passeggera, tu invece dubiti su questa cosa. Ha fatto un punto in 2 partite, ha perso a Caltanissetta la settimana scorsa contro una Nissa che si è un po' stravolta nelle ultime settimane dal nuovo assetto societario, e oggi non è andato oltre lo 0-0 contro una Cireale che ha passato una settimana molto difficile. Anche se piano piano l'orizzonte si sta... Abbiamo delle notizie su Acireale per quanto riguarda probabilmente il nuovo assetto diciamo, societario? Allora, noi ci eravamo lasciati domenica scorsa che si erano dimessi in toto presidente, amministratore delegato e direttore sportivo. Sono rientrati le dimissioni solo del presidente Pennisi. Orazio Sorbello è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo, è stato confermato il tecnico Marra. A dicembre però la squadra sarà parecchio cambiata, non voglio dire smobilitata, ma si punterà soprattutto su giovani locali. Già giocatori come Tedesco, come Maggio hanno lasciato la comitiva, altri andranno via nei prossimi giorni. Allora ci fermiamo un attimo, mandiamo la pubblicità, così poi in studio parleremo dell'Interregionale. Abbiamo oltre al nostro ospite Scuderi un altro ospite che insomma conosce bene il campionato di Serie D. A tra pochissimo, dopo la pubblicità. Ci ha raggiunto in postazione ospiti il nostro Antonio Foti, che ritorna a penalty dopo qualche mese di assenza. Siamo contenti di riaverti di nuovo qui perché sei un intenditore del calcio dilettantistico. Insomma, hai fatto i professionisti, però insomma, il calcio dilettantistico fa parte un po' del tuo background in questo senso. Decisamente, no? Grazie per intenditore, ma non è decisamente così. Ettore è troppo mio amico, un caro collega per
per dire queste cose. No, Comunque sì, in effetti sappiamo che riesci a carpire bene anche umori della piazza. Ovvio. E soprattutto anche dal punto di vista tecnico hai un tuo bagaglio che ci permette di fare un punto della situazione. Parlavamo poc'anzi della Ciriale che con questo pareggio fuori casa, insomma, ha messo momentaneamente, ne parlavamo anche con Carmelo, con il nostro ospite, un leggero tappo. Forse bisogna adesso risistemare il tutto. O sbaglio? Sì, decisamente, già in settimana, come dire, l'avvento di Orazio Sorbello, che è una figura veramente storica per Ciriale, in quanto ricorda quella storica Serie B e poi un Acese Doc. Tutti gli acesi hanno fatto il tifo quando Orazio Sorbello giocava nel Palermo, nell'Avellino, nel Modena, insomma nel Pescara di Galeone, promosso in Serie A. Adesso che ritorna, dopo aver allenato anche la Ciriale in Serie C1, ritorna da direttore supremo, insomma direttore del tutto. Quell'esperienza serve. Ovvio, ovvio. Infatti già c'è stata una sorta di repulisti. Io sentivo prima Carmela che diceva ai giocatori qualcuno è andato via, qualcuno è stato gentilmente invitato a lasciare. Sì, perché in effetti nelle ultime settimane diciamo che la contestazione non è stata veemente ma è stata forte. I tifosi della Ciriale che hanno pazientato per troppo tempo hanno così fatto sentire la loro voce e subito Orazio Sorbello ha cercato di appianare un po' di situazioni. Troppi giocatori, l'ho sentito qualche giorno fa, in effetti 32 tesserati, credo. Un po' troppi, per una squadra Serie D troppi. che è terzultima in classifica sono un po' troppi con i tempi che ci sono, questa gente la devi pagare e quindi ha già dato la prima impronta. Speriamo che possa seguire. Adesso arrivino i risultati. Infatti. Io con Luca Scuderi però volevo anche sapere il suo parere su questo campionato, dove vediamo il Messina che indubbiamente sembrerebbe avere una spanna in più rispetto a tanti altri. Il Messina quest'anno penso che se la dovrà sudare tanto per vincere questo campionato, perché oltre il Messina io vedo molto bene il Cosenza e il Montalto, la squadra calabrese. Mentre per la zona salvezza per il la Noto zona riuscirà, salvezza, Noto e Acireale dovranno mettere mano al portafoglio in questo mercato per cercare di risollevare la situazione. Ci puoi dare qualche notizia su questa? So che stanno cercando dei giocatori, siamo stati contattati per delle prime punte, sai, io all'inizio il Valzer, è la punta sempre quella che la manca in una squadra che vuole salvarsi. Le prime punte, mentre la Nissa la vedo male, non ho capito bene questo nuovo presidente che intenzioni c'ha, ieri hanno perso, dispiace per una piazza come Caltanissetta. È vero. Carmelo, per chiudere il discorso interregionale? Beh, intanto però sul discorso della Nissa, ad esempio, ancora è poco chiaro il quadro societario, però è anche vero che ha vinto la settimana scorsa e ieri alla Mezzia Terme contro una squadra difficile come il San Biase ha fatto comunque una buonissima partita. E poi insomma Dario Golesano è un tecnico navigato in Serie D. Gli elementi per sperare ci sono, anche se quest'anno insomma è una situazione un po' difficile, soprattutto difficile ripetere il miracolo della scorsa stagione. Insomma, vogliamo essere però ottimisti. Dobbiamo essere ottimisti. Parliamo invece, Ettore, per chiudere, del prossimo turno. Sì. Quel San Biase che ha sconfitto la Nissa ieri e sarà il prossimo avversario della Ciriale al Tupparello con Orazio Sorbello che farà il suo esordio ufficiale tra le mura amiche. Ecco, possiamo far vedere la schermata anche appunto del prossimo turno. Ma la prossima giornata sarà soprattutto quella del big match del San Vito di Cosenza fra i rossoblù di Gagliardi e il Messina di Catalano. Ovviamente gara fondamentale. Se il Messina dovesse espugnare Cosenza va a +6, in caso di sconfitta chiaramente verrebbe agganciato, anche un pari potrebbe andare bene. Sentiamo cosa ne pensa di questo scontro al vertice Antonio Foti. Io vedo avvantaggiato ovviamente il Messina perché è più squadra, è più consapevole dei propri mezzi. Attenzione, il Cosenza gioca in casa, quindi ovviamente teniamo sempre presente questa cosa. Però voglio dire, il Messina ha una spinta in più in questo momento emotiva. Adesso ho saputo insomma che vuole rafforzarsi ulteriormente, quindi insomma sembrerebbe proprio dritta per i professionisti. Sembri puntare dritta alla categoria superiore, che è un po'
insomma le compete, no? Ovvio, Dobbiamo ovvio. essere anche onesti, la piazza è talmente importante. Io sono d'accordo con Antonio Ettore, perché il Messina ha già avuto il passaggio a vuoto e l'ha superato egregiamente. A fine ottobre c'erano segnali di crisi quando il Gelbison Sì, era andato sì, in testa e sembrava poter andare via. Lì l'ambiente si è compattato e adesso il peggio sembra alle spalle. Va Anche benissimo. perché, scusami, una notazione Sì. 20 secondi, il campionato di Serie D purtroppo per la crisi finanziaria, per i soldi Che tutti ben molto conosciamo. probabilmente gli ultimi 2 o 3 mesi poi ci saranno squadre che o non si presenteranno o se lo faranno magari lo faranno con le squadre giovanili, quindi sostanzialmente se tu hai una buona intelaiatura, gente forte, gente che magari alla quale prometti, diciamo, situazioni, contratti così, difficilmente steccherà nel finale. È vero. Va bene, e quindi a questo punto chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di interregionali e parliamo del campionato di eccellenza. Lo facciamo subito con i risultati del girone A e a te la parola, Lorena. Sì. Ad Agrigento, Acragas, Folgore e Selinunte 5-0. Ad Alcamo, Leonfortese 0-1. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Bagheria 5-1. A Cammarata, Camarat, Parmonval 1-2. A Mazzara del Vallo, Mazzara Raffadali 2-2. A Monreale, San Giovanni Gemini 0-2. A San Cataldo, San Cataldese, Riviera Marmi 0-1 e a Marsala, Valderice 0-3. Ennesima vittoria dell'Acragas di Rigoli, le distanze adesso per quanto riguarda il San Giovanni Gemini sono a 7 punti, abbiamo in testa appunto l'Acragas con 37 punti, questa è la classifica completa. Prima in classifica troviamo Acragas con 37 punti, segue San Giovanni Gemini 30. Atletico Campofranco 28 punti, Raffadali 27, Riviera Marmi 24 punti, Camarat e Parmonval 19, Leonfortese 18 punti, Alcamo 16, Mazzara 13 punti, Folgore e Selinunte 12, Bagheria, San Cataldese e Valderice 11 punti, Monreale 10, ultima in classifica Marsala con 1 punto. Ricordiamo Marsala e Mazzara 1 punto di penalizzazione. Diamo lettura anche del tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, sarà la 14ª, domenica prossima, domenica 9 dicembre 2012. Questi gli incontri: Bagheria San Cataldese, Leonfortese Monreale, Mazzara Folgore Selinunte, Parmonval Atletico Campofranco, Raffadali Camarat, Riviera Marmi Marsala, San Giovanni Gemini Acragas ed infine Valderice Alcamo. Punto della situazione, seppur ripetitivo, per quanto riguarda il campionato di eccellenza del girone A. Carmelo. All'Essaneto è andata in scena la solita goleada, stavolta l'Acragas di Pino Rigoli ne ha fatti 5 al Folgore Selinunte. Delle inseguitrici però che tengono comunque tutto il passo, rallenta solo il Raffadali che pareggia 2-2 sul campo del Mazzara dell'allenatore e giocatore Ciccio Erbini, un Mazzara che si è rinforzato sul mercato e punta a rientrare seppur con tante difficoltà nella lotta per i playoff. Io voglio sentire subito una battuta veloce con i nostri ospiti riguardo a questo rullo compressore del Ragusa, no, dell'ex Ragusa direi, perché buona parte dei giocatori erano quelli che l'anno scorso hanno stravinto il campionato di eccellenza, ma parliamo in questo caso dell'Acragas di Rigoli. Antonio. Questa è gente che conosce bene ogni spicchio di campo di tutti i campi del girone, quindi questo credo la dica lunga circa le conoscenze, le competenze, la forza, la valenza di questa squadra, che verosimilmente vincerà il campionato a pie pari, insomma, senza nessuna Sperando che difficoltà. poi non si smantelli il prossimo anno. Ovviamente, come spesso purtroppo accade. Una piazza come Luca? Agrigento merita la Serie D. È da troppo tempo che manca, da tanti anni che sono in infatti. eccellenza, con l'avvento quest'anno di Rigoli. Sembrerebbe la stagione buona. Facile, sì, quest'anno. Perfetto. E a questo punto che facciamo? È il momento di un altro sponsor di penalty, guardiamolo insieme. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC.
Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose: Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One a Catania in via Umberto 147, infoline 095 53 71 91. Parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza, questi i risultati e la classifica della 13ª giornata. Ad Aci Sant'Antonio batte Orlandina 2-0. A Gela, Atletico Gela, Comiso 0-0. A Vittoria Modica 1-1. A Piraino, Due Torri, Atletico Villafranca 2-1. A Mister Bianco batte Rosolini 2-0. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea Taormina sospesa. Ad Avola, Real Avola, San Gregorio 0-1 e a Brolo, Tiger Mazzarrà 0-1. In testa abbiamo l'Orlandina con 25 punti, a seguire il Modica che non molla, ma questa è la classifica completa. In vetta Orlandina con 25 punti, segue Modica 24, Due Torri 23 punti, Nuova Igea 22, Vittoria, Mazzarrà e Aci Sant'Antonio 21 punti, Tiger e Taormina 19, Mister Bianco 16 punti, San Gregorio 15, Real Avola 13 punti, Comiso 10 punti, ultimi in classifica troviamo Rosolini, Atletico Villafranca e Atletico Gela con 9 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione, Nuovigea e Taormina una partita in meno. Tabellino anche per quanto riguarda la prossima domenica 9 di dicembre 2012 si giocherà la 14ª giornata, questi gli incontri: Aci Sant'Antonio Atletico Villafranca, Rosolini Real Avola, Comiso Nuovigea, Mazzarrà Vittoria, Modica Due Torri, Orlandina Atletico Gela, San Gregorio Tiger ed infine si chiuderà con Taormina Mister Bianco. Allora, prima di parlare con i nostri ospiti voglio il punto completo di questo girone da parte di Carmelo che conosce molto bene chiaramente questa zona calcistica dell'eccellenza. A dimostrare l'equilibrio di questo torneo è il fatto che l'Orlandina ieri ha perso, e a mio avviso ha perso anche male ad Aci Sant'Antonio, ma nessuno ne ha approfittato. La formazione di Giuseppe Raffaele rimane in testa, seppur adesso con un solo punto di vantaggio sul Modica, che seppur tra mille difficoltà strappa un importantissimo pari nel sentitissimo derby con il Vittoria. Tra l'altro per il Modica di Sebbi Catania è stata una vigilia molto travagliata, perché in mattinata ha rescisso il contratto Santo Primavera e in settimana si erano andati anche altri 2 calciatori, tra cui il Bomber Cirillo, quindi ha vissuto una settimana molto difficile il Modica, ed è per questo che il ci punto sorprende però di con la vittoria seconda in classifica che ci siano questi squilibri. Adesso che chiederemo anche al direttore Scuderi, chiederemo anche notizie di mercato sul Modica, che lui conosce molto bene anche quella piazza lì. Invece movimenti importanti ci sono stati nella parte bassa della classifica, dove va messo in rilievo il successo del San Gregorio, che ha espugnato il campo dell'Avola di Lucio Tosto per 1-0. Bene anche il Mister Bianco di Coppa, che ieri in anticipo ha battuto 2-0 il Rosolini. Allora, Antonio Costa ha visto la partita dell'Orlandina, ha perso ad Aci Sant'Antonio 2-0, continua a rimanere in vetta, ma questa squadra messinese può veramente vincere questo girone? È una buona squadra, questo non te lo so dire, non mi piace fare il presuntuoso, ho visto solamente una partita, però ti posso dire che Raffaele ieri, l'ho sentito per motivi di lavoro, sì, l'abbiamo intervistato, e mi diceva che c'erano molte defezioni, quindi molti giocatori che non hanno potuto partecipare alla gara del che comunale, si è anticipata al sabato. Quindi da questo punto di vista credo che al completo è sempre una buona squadra. C'è da dire però che il gran cuore dell'Ambrosiana, e adesso rivoltiamo un po' la frittata, Ambrosiana Aci Sant'Antonio, fatta di operai, ragazzi che conoscono la categoria, Ranieri, Ricca, Amico, e hanno giocato anche in Serie E, si sono
stretti, la voglia, la tenacia, il loro campo, così, i tifosi, e hanno veramente stravinto, nel senso che non hanno rubato niente, tant'è che Raffaele alla fine diceva l'Aci Sant'Antonio, l'Ambrosiana, ha vinto meritatamente. Tra l'altro l'Aci Sant'Antonio che è dentro la zona playoff. Ovvio, infatti riaccende il campionato, e nel mio pezzo dico che riaccende il campionato, perché in effetti se fai un innesto giusto, insomma un giocatore che magari può dare più respiro a Salvo Ricca, tecnico il famoso salto di qualità, no? Decisamente, quindi potrebbe veramente inserirsi in un contesto importante. L'Orlandino con Dama e gli altri, insomma, è una squadra veramente ben attrezzata. Il Modica non lo so, non l'ho visto, l'ho seguito perché ovviamente sono delle piazze importanti, sono di quelle squadre, ecco, dicevamo, delle beghe societarie in queste categorie, purtroppo anche la prima in classifica. Può succedere di tutto, può succedere che chi paga, chi mette soldoni va via, può succedere che un giocatore magari i famosi rimborsi spesa, ecco, i rimborsi spesa così, che non arrivano, così, e quindi il malumore può giocare un brutto scherzo. Peccato, perché insomma il Modica in questo momento avrebbe bisogno invece della serenità giusta per cercare di contrastare questa ascesa dell'Orlandina. Però ecco, tra Modica e Orlandina, decisamente, da quello che si legge, si vede, si sente dire tra colleghi, c'è una delle due squadre che comunque alla fine poi riuscirà a saltare l'ostacolo, a vincerlo questo girone. Mentre invece con Luca Scuderi, giustamente ti stuzzicava il nostro Carmelo, so che insomma c'è movimento di mercato soprattutto in questo girone B di eccellenza. La squadra secondo me più attrezzata e che alla fine la spunterà per l'organizzazione societaria e tutto è l'Orlandina, perché quest'anno il campionato d'eccellenza, fra la crisi economica che è imperversa, è uno dei campionati più degli ultimi anni, diciamo, il livello si è abbassato moltissimo. Infatti squadre come l'Aci Sant'Antonio del direttore Palma... Ma non ci sveli neanche un nome? No, ti dico che il Modica è alla ricerca di una grossa punta, qualche sta nome? Una grossa punta. Qualche nome? Criniti, ti dico, Gianfranco Criniti. Siamo riusciti a strappare qualche nome. Gianfranco Criniti, che conosci bene in quanto... Potrebbe essere, però io in questo caso però Luca faccio un altro ragionamento. Tu che hai Cirillo, che secondo me è il più forte attaccante che c'è, tant'è vero, insomma, ha fatto Serie D, ha fatto una volta Serie C, Lega Pro, se va via Cirillo, perché non tenevi Cirillo? Cioè i sentori invece sono che a Modica non ci sia in questo momento la stabilità economica per poter tenere testa all'Orlandina, che giustamente, come dicevi tu, l'Orlandina in questo momento è una corazzata economica che non ha paragoni secondo me. L'Orlandina secondo me è al di sopra di tutto, però il Modica col presidente Cundari penso che un po' di soldi li cacci. La situazione che mi ha sorpreso è stato ieri il contratto rescisso da Privitera all'ultimo minuto, quello un attimo mi insomma, prima di una partita importantissima, una partita di un derby, noi viviamo molto bella. Chi vive la realtà iblea sa quanto è sentito il derby tra Vittoria e Modica, una rivalità molto accesa. Quindi una rescissione di un giocatore importante prima di un derby. E proprio tornando anche al discorso dell'Orlandina, forse la parola rescissione nei dilettanti lascia il tempo, la possiamo chiamare, sottolineiamolo, perché facciamo finta di non capirla le cose, ma le conosciamo molto bene. Il senso è quello. Invece mi volevo riagganciare a quello che diceva Antonio. Mister Raffaele a lui ha dichiarato: ci mancavano tanti giocatori. Anche lì Mister Raffaele si nasconde dietro un dito, perché l'Orlandina ha un organico talmente ampio e coperto su tutti i reparti, per cui l'assenza anche di 3-4 giocatori non si dovrebbe sentire. Faccio un esempio concreto: in attacco hanno preso Dama e fa panchina un giocatore come Dell'Orzo, che sarebbe titolare in qualunque altra squadra di eccellenza. Quindi non è detto che stavano messi male. E penso a Cudio in difesa, che l'anno scorso faceva il professionista a Milazzo. C'è un organico talmente ampio che non ci si può celare dietro 3-4 assenze. Se perdi ad Aci Sant'Antonio, perdi perché ti ci può stare, che ci può stare, perché hai perso con una squadra organizzatissima. Certo. Benissimo, perfetto. Abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata all'interregionale, ai 2 gironi di eccellenza. I nostri ospiti rimangono qui, mentre invece salutiamo il nostro Carmelo, perché adesso tra poco in postazione andrà il nostro Alessio Di Mauro, perché parleremo del campionato di promozione. Grazie Carmelo. Grazie a te, una buona serata a tutti i telespettatori. Grazie. Che facciamo noi adesso? Noi adesso mandiamo la pubblicità e con me ci vediamo domenica prossima.
Rientrati in studio, questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti, i pronostici, per quanto riguarda i campionati dilettantistici siciliani, dal campionato di interregionale sino alla seconda categoria. Il saluto adesso è rivolto alla nostra seconda penaltina, Giada Di Mauro. Ciao Giada. Ciao a te, ben trovata. Buona domenica a tutti. Perfetta. I nostri ospiti sono rimasti in postazione, mentre adesso, come abbiamo anticipato, andiamo subito a salutare Alessio Di Mauro, che invece ha preso il posto di Carmelo Puglisi in postazione internet. Diamo subito i riferimenti per quanto riguarda i contatti. Intanto buona domenica a tutti. I contatti potete contattarci tramite Facebook digitando programma penalty oppure mandando un'email a info@programmapenalty.it oppure collegandovi previa registrazione ovviamente al nostro sito www.programmapenalty.it e registrarvi al muro. Con Alessio, come al solito, parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione, però prima di parlare di promozione volevo fare una battuta velocissima anche con i nostri ospiti. Il campionato di promozione sembrerebbe sempre un campionato poco valutato, però credo che sia la fucina ideale per molti giocatori che poi magari tentano la grande avventura tra l'interregionale e l'eccellenza. Antonio. Decisamente sono d'accordo e concordo anche con la linea vostra editoriale di trattare questi campionati che spesso sono lontani dai riflettori. E chi ha voglia in questi campionati, la promozione così, ed è un giovane ovviamente, può farsi le ossa per cercare poi di diventare un domani, non dico un campione, ma un giocatore, uno che poi col calcio a certi livelli può anche divertirsi. È vero. Ovviamente ci vuole tanta voglia, perché, vero. Tanta passione e le distrazioni sono tante, e quindi questi sono campionati. I procuratori ne sanno qualche cosa, duri. No? Perché hanno a che fare poi con questi ragazzi che sono ancora acerbi. Sì, Ettore, ancora questi ragazzi sono nella fase di maturazione, perciò ci vuole una persona che li segue a 360 gradi. Il lavoro lo deve fare anche il mister, lavoro, soprattutto, sì, non tanto il sì. presidente, ma il mister, almeno sì. credo, per esperienza anche personale. Allora, promozione girone A, lo facciamo subito con i risultati della classifica naturalmente letti dalla nostra Giada. A te Giada. Aragona, Campobello di Mazzara 2-1. Atletico Corleone, Partini Caudace 4-0. Cianciana, Terasini 3-0. Carini, Canicattì 4-3. Dattilo, Strasatti 1-1. Mussomeli, Scanderberg Piana 2-1. Salemi, Sera di Falco 3-0. Sciacca, Profavara 1-1. In classifica abbiamo il Pro Favara in testa con 28 punti, a seguire lo Sciacca con 25 e poi tutte le altre squadre che adesso la nostra Giada va ad elencare. Sì, proseguiamo con il Salemi 24 punti, Sera di Falco e Dattilo 22, Strasatti e Atletico Corleone 19, Canicattì e Cianciana 18, Aragona 17, Carini 16, Terasini e Mussomeli 14, Scanderberg Piana 11, Campobello di Mazzara 9 e chiudiamo con Partini Caudace 8, ricordando che Aragona, Campobello di Mazzara, Cianciana e Mussomeli hanno una partita in meno. Alessio, il solito commento veloce su questo girone A del campionato di promozione. Allora, la cosa strana è che in questa giornata praticamente ci sono stati 3 scontri tra le prime 6 in classifica. C'è stato, i riflettori sono stati puntati sulla partita Sciacca-Pro Favara, finita con il punteggio di 1-1. Il Pro Favara ha mantenuto la vetta, segue lo Sciacca con 3 punti di distanza. Ne approfitta il Salemi che batte 3-0 il Serra di Falco e si mette a ridosso della zona promozione. Nel prossimo incontro, incontri favorevoli per Pro Favara e Sciacca, rispettivamente con Carini e Campobello di Mazzara. 13ª giornata anche per il girone B, questi risultati e la classifica. Sei pronta? Pronta. Ecco te, vai. A Terme Vigliatore, Cus Palermo batte Ciappazzi 2-1. Collesano, Equipe Palermo 4-1. A Palermo, Cefalù batte Delfini Vergine Maria 5-1. Mamertina, Montemaggiore 1-0. Real Calcio Patti 1-0. Rocca di Caprileone, Spadaforese 1-1.
Sacro Cuore Milazzo batte il Gea Virtus 2-0. Torregrotta Sant'Agata 2-1. Seppur pareggiando, il Rocca di Caprileone continua a rimanere in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Questa è la classifica. Rocca di Caprileone si invetta con 30 punti, il Gea Virtus Cefalù 26, Spadaforese 24, Montemaggiore 23, Sacro Cuore Milazzo 22, Ciappazzi e Torregrotta 19, Real Calcio 18, Mamertina 17, Sant'Agata 16, Cus Palermo 14, Collesano 9 punti, Equipe Palermo 8, Patti 7 e Delfini Vergine Maria 2. Il Rocca di Caprileone, abbiamo detto, ha pareggiato, però continua la sua posizione di leader in questo girone del campionato di promozione. Sì, diciamo che il pareggio per il Rocca di Caprileone è andato più che bene oggi contro la Spadaforese, ha pareggiato per 1-1, mantiene un distacco di 4 punti dalle inseguitrici che sono i Gea Virtus e Cefalù. Il Gea Virtus che oggi ha perso contro il Sacro Cuore Milazzo in trasferta per 2-0 e ha rallentato un po' la sua marcia. Nel prossimo incontro facile appunto per il Gea Virtus, che può riavvicinarsi al Rocca di Caprileone, che sarà ospite del Montemaggiore. Ecco, sottolineiamo, e questa è una domanda che voglio fare ai nostri due ospiti, che in questi due gironi abbiamo visto il Favara che è in testa, l'Igea Virtus che comunque è in seconda posizione, quindi due blasonate società che comunque si sono riorganizzate dopo una retrocessione e che probabilmente vogliono poi dire la loro anche nelle prossime stagioni, soprattutto l'Igea Virtus che, come tutti sanno, per molti anni è stata una squadra importante nel settore dilettantistico dei professionisti, quindi la Serie C. Caspita, l'Igea Virtus col presidente Bonina che si è momentaneamente allontanato dal calcio, sta seguendo molto bene la pallacanestro, la palla a spicchi. Comunque l'Igea Virtus ha rappresentato un momento molto importante anche all'indomani della esclusione dai campionati professionistici del Messina per quella zona, quindi speriamo possa tornare presto. Il Milazzo ha tentato di prendere il suo posto, però insomma non credo. Sappiamo come è andata a finire, ripeto, finché nell'orbita di Pietro Lo Monaco potrebbero esserci delle buone nuove a breve, lunga gittata, però voglio dire troppe squadre, il Messina, il Milazzo, Lo Monaco deve appunto badare anche al Palermo, quindi da questo punto di vista troppe distrazioni, insomma non è semplice fare calcio, quindi Moratti, l'Inter, se facessimo questo ragionamento con Moratti ha speso un sacco di soldi, però adesso come dire, sta affrontando il campionato, una serie di campionati, delle stagioni un po' così. Tornando all'Igea, speriamo possa ritornare, si è riorganizzata, questa è una grande cosa, e quindi da questo punto di vista speriamo possa risollevarsi, uscire da questi campionati e quindi magari riprendere la strada maestra. Invece Luca cosa ne pensa di questa situazione che probabilmente porterà queste due belle società a ricalcare campi importanti? Sicuramente una piazza come quella di Barcellona, Pozzo di Gotto, merita ben forse categorie. Più di quella del Favara, più di quella del Favara, sì. Perfetto. Favara manca dai grossi palcoscenici da tanto anni. Ha fatto parecchi anni l'interregionale. Sì, quindi probabilmente non c'è la stessa tensione lì, se perdi ancora tempo è un po' come dire l'entusiasmo che Ada Ciriale va sempre più in uno stato, verso la direzione di uno stato soporoso. Ecco, speriamo che con Sorbello Ada Ciriale possa ritornare ai buoni livelli la nuova voglia di fare calcio. Stesso discorso a Barcellona Pozzo di Gotto, perché è più fresco lì il ricordo del campionato professionistico. È vero. Ci dobbiamo fermare, poi tra poco rientreremo in studio per parlare degli altri due gironi del campionato di promozione. Sì, e adesso un altro spot pubblicitario di penalty, guardiamola insieme. La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio, con prodotti di primo impianto delle migliori case produttrici, e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook.
Campionato di promozione, parliamo adesso del girone C, questi i risultati e la classifica della 13ª giornata. A Giranissoria Enna 4-0. A Belpasso Randazzo batte Belpasso 2-1. Nicosia Real Belpassese 0-0. Real Giarre Via Grande 2-2. Riviera dello Stretto Fiume Freddese 0-0. San Sebastiano Troina 6-0. Scommettendo Real Santa Venerina 2-2. A Santa Teresa di Riva Pistunina batte Sport Insieme 1-0. Sonante vittoria del San Sebastiano nei confronti del Troina, pensate, ben 6-0, questi 3 punti sono punti importanti perché danno la possibilità alla squadra ennese di rimanere ancora più saldamente in testa in classifica, ma questa è la classifica completa, come al solito ce la legge la nostra Giada. San Sebastiano in vetta con 31 punti, seguito da Real Belpassese 28, Via Grande 27, Belpasso, Real Giarre e Randazzo 25, Pistunina 22, Fiume Freddese 20, a Giranissoria 18, Sport Insieme 15, Troina e Riviera dello Stretto 14 punti, Nicosia 9, Real Santa Venerina 7, Enna 4 e Scommettendo -2. Pistunina e Randazzo hanno una partita in meno, Enna e Scommettendo 3 punti di penalizzazione. Che vittoria sonante, Alessio, 6-0. Eh sì, il San Sebastiano vince 6-0 contro il Troina e mantiene la vetta a +3 dal Real Belpassese, che ha perso ormai la vetta da qualche settimana. Real Belpassese che ha ottenuto un pareggio prezioso a Nicosia per 0-0 e consente di rimanere aggrappato lì alle zone alte della classifica. Il Via Grande pareggia per 2-2 a Giarre nello scontro playoff e mantiene la terza posizione. La notizia della giornata è che la Scommettendo questa settimana non ha perso, ha conquistato un pareggio. Si è riorganizzata forse? Forse sì, contro il Real Santa Venerina, è uno scontro salvezza, ha pareggiato per 2-2 e quindi chissà che non sia di buon auspicio per le giornate future. Speriamo bene, speriamo bene. Passiamo adesso al girone D del campionato di promozione, anche questo girone è giunto alla sua 13ª giornata. Risultati e classifica. Rarinantes Sant'Angelo Licata 0-0, Caltagirone Santa Croce 0-0, Aci San Filippo Città di Augusta 1-1, Enzo Grasso Atletico Catania 1-0, Real Niscemi Mascalucia 2-2, San Pio X Real Ragusa 2-0, a Scicli Scordia batte Scicli 3-1. A Sant'Agata dei Battiati, Ellenica batte Sporting Battiati 1-0. Vittoria fuori casa per la squadra dello Scordia che continua ad essere la squadra leader di questo girone D del campionato di promozione. Questa è la classifica completa. Scordia in vetta con 32 punti, seguito da San Pio X 26, Città di Augusta 23, Santa Croce 21, Atletico Catania e Aci San Filippo 20, Enzo Grasso 19, Scicli 18, Real Ragusa 17, Sporting Battiati Sant'Angelo Licata 16, Rarinantes 15, Caltagirone 14, Ellenica 13, Mascalucia 9 e Real Niscemi soli 3 punti. Allora Scordia che vince e la San Pio devo dire che si è comportata anche bene perché ha vinto una partita importante contro il Real Ragusa per 2-0. Nel frattempo possono già partire le immagini della squadra appunto catanese che batte il Real Ragusa e la parola la passiamo giustamente al nostro Alessio che ci fa un quadro su questo girone. Sì, allora lo Scordia mantiene la vetta a +6 appunto dalla San Pio. Il Città di Augusta, anche se nella nostra classifica, nella schermata, ha 23 punti, potrebbe balzare a 25 punti. Perché? Perché nella gara contro l'Aci San Filippo, pareggiata per 1-1, sì, il presidente Cacciaguerra ha preannunciato un ricorso che inoltrerà alla Lega. Motivazione? L'Aci San Filippo intorno al 70° minuto ha sostituito uno Juniores del 95 Pulvirenti con un 93.
quindi la regola impone nei dilettanti che ci sia in campo un 95, 94 e 93. In quel momento l'ACI San Filippo si trovava con 2 93 e un 94, quindi mancava il 95 quindi c'è stato l'errore e si preannuncia appunto un ricorso della vittoria a tavolino per il Città di Augusta. 2 punti che sarebbero anche importanti appunto per la classifica del Città di Augusta. Assolutamente sì, perché consentirebbe di consolidare sempre più il terzo posto. Nel prossimo incontro ci sarà una partita importante in chiave sia salvezza che promozione, Mascalucia San Pio X. Per il Mascalucia sarà importante vincere, perché la penultima posizione con soli 9 punti a meno 4 dall'Ellenica, un'eventuale vittoria consentirebbe alla squadra del Mascalucia di alimentare un po' le speranze salvezza. Invece la San Pio X non può perdere punti in chiave promozione, perché lo Scordia rischia di dilagare e aumentare il vantaggio. Importante per il Mascalucia e per la San Pio. Sì, assolutamente, anche perché lo Scordia andrà a giocare contro la Rarinantes, squadra abbordabilissima. Tra l'altro sottolineiamo che la vittoria fuori casa dell'Ellenica, appunto a Battiati, ha permesso alla squadra dell'Ellenica insomma di prendere un po' fiato e lasciare la zona un po' più calda della classifica, la zona bassa. Sì, è vero. Allora, a questo punto, dato che abbiamo chiuso con i risultati della classifica, i commenti passano anche ai nostri 2 ospiti. Questi sono gironi importanti perché abbracciano soprattutto questa parte della Sicilia, del catanese, del siracusano, che ha tanta voglia di rientrare. No, ci collegavamo poc'anzi al discorso messinese, ma anche a Siracusa non è che stiano tanto meglio. Con la scomparsa del Siracusa Calcio adesso si vive molto di calcio dilettantistico puro. L'esempio del Città di Augusta, che si è organizzato bene anche dal punto di vista societario, fa sperare che probabilmente la provincia possa prendere fiato sotto questo punto di vista. Antonio. Certamente, quello è un bacino molto importante, oserei dire anche parecchio ricco, perché con quel bruttissimo centro petrolifero che c'è, Priolo, Augusta, così, ci sono queste grossissime società, Erghe e altre, che ovviamente spendono tanti soldi per farsi perdonare, ma anche il perdonare purtroppo qui ci sono tante virgolette per tutto quello che è chiaro e i nostri telespettatori comprenderanno, quindi bisognerebbe investire meglio questi soldi. Appunto Salvoldi e i dirigenti del Siracusa hanno toccato il cielo con un dito, però così come sono stati bravissimi a sfiorare questo paradiso, non sono stati così bravi poi a poter riprogrammare una. Peccato, no? Perché insomma si è quasi toccato il cielo con le mani. La ruota di scorta secondo me in qualsiasi settore si deve pur sempre avere e portare con sé, quindi si deve programmare con raziocinio, ma con la consapevolezza. Certo, adesso questo Siracusa in terza categoria, diciamo ufficialmente, può accontentare limitatamente i tifosi e tutti quelli che amano il calcio a Siracusa. La piazza Siracusa secondo me segue Sky, non segue più il Siracusa, non ha una bandiera cittadina, perché la terza categoria è veramente un campionato troppo lontano dal vero calcio, quindi a Siracusa probabilmente saranno aumentati gli abbonamenti Sky per seguire il calcio nazionale. Il calcio che conta, no? Il calcio che conta, ma che non sempre è bello. È vero. Invece il nostro Scuderi? L'altro girone dove vediamo il Giarre dell'amico Angelo Costa, del presidente Di Martino. Mister Romeo. In zona playoff. Direi ai dirigenti del Giarre di aiutare il presidente Di Martino di fare uno sforzo, perché quest'anno il campionato lo possono vincere. Potrebbe essere l'anno buono. L'anno buono però è anche vero che ci sono gli avversari. Sì, c'è San Sebastiano, questo San Sebastiano e questo Viagrande, che l'anno scorso ha perso i playoff. Viagrande è una squadra giovane. Viagrande è una squadra giovane, però si sta confermando perché sono tutti giocatori che fanno. Hai qualche giocatore interessante a Viagrande che stai seguendo? No, a Viagrande no. A Belpasso oggi il presidente Leonardi mi ha chiamato, che dice che vuole mettere mano al portafoglio per cercare di giocarsela. Ci sorprende però questa cosa che i presidenti insomma mettono mano al portafoglio con questa grande crisi che c'è ancora, sono mosche bianche. Benissimo, la speranza è l'ultima a morire sotto questo punto di vista. SMS di 20 secondi, il nostro amico, il nostro ospite parlava di Giarre, io sono di Cirale, ho seguito per anni. Segui molto bene anche il Giarre, ci mancherebbe. Il Giarre, ricordo una Giarre 3-3 che portò poi la Cirale in Serie B, quando a Giarre insomma allenava
allenava un certo Gianpiero Ventura. Sappiamo bene quella tutti stagione. Gli altri, tutti quei giocatori, e Colonnese, quindi anche al Giarre mi auguro che possa come dire, riprendere le categorie giuste, importanti, la Serie C. Io personalmente quando vedo quel campo in terra battuta mi stringe il cuore, no? Perché già anche il campo con quella terra battuta ti fa identificare la categoria, e quindi pensando il passato mi viene tanta amarezza. Il calcio di periferia è calcio di periferia, non me ne vogliono gli amici che magari c'è assolutamente. ad Agira, a Nissoria, non può essere un calcio di periferia Siracusa, Messina, Certo. Acireale, Barcellona. Ci sono altri centri perché che sono di periferia, perché sono delle piazze importanti. Infatti, sì. Sull'Enna che oggi si sono presentati in campo in 8. Stagione salvata? Stagione, non si sa ancora. Mi sembra disastrosa. Mi sa Ce che la faranno ad prima- arrivare fino a dicembre, forse magari riorganizzarsi. Io penso che smantellano tutto, e mi dispiace ancora una volta dopo la retrocessione dell'anno scorso. Continua la L'eccellenza crisi, in promozione. continua la cascata oggi sono impicchiata. scesi in campo in 8. Anche questo è il discorso di piazze importanti, come e Enna è un esempio sotto questo punto di vista. Va bene, che dobbiamo dire? Allora, ringraziamo come al solito impostazione internet il nostro Alessio Di Mauro che ci ha dato il quadro completo del campionato di promozione. Grazie, appuntamento per la prossima settimana con Alessio. Congediamo i nostri ospiti, Antonio Foti, intenditore, permettetemelo di dire, del campionato interregionale di eccellenza e del calcio dilettantistico. In genere, come al solito, sempre molto preparato, e le sue critiche sono sempre costruttive. Decisamente. Noi facciamo questa bellissima professione finché ci permettono di fare, finché c'è un ordine, finché ci sono gli editori, per carità, e parliamo di cose leggere, poco importanti. E che spesso nel calcio non si dice la verità, infatti, e quindi quando la si dice bene. Cerchiamo di essere costruttivi, perché alla fine il nostro è un circo mediatico e noi siamo parte degli attori. Poi se non c'è la palla, non ci sono i campi, non ci sono i tifosi, i dirigenti, le trasmissioni, poi alla fine... È vero. Grazie ad Antonio Foti, un grazie anche a Luca Scoderi con la sua competenza su giocatori, ci ha dato qualche chicca di qualche piccolo movimento che ci sarà a dicembre. Ci ha anche confidato che ci sono alcuni presenti che metteranno mano al portafoglio. Per fortuna. Per fortuna. Grazie a Luca Scuderi, buon lavoro e buon proseguo, e noi ci dobbiamo fermare. Sì, adesso un piccolissimo stacco pubblicitario e torniamo a fra poco. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, una trasmissione che va in diretta su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle ore 19, in replica dopo le 23, in replica anche nella giornata del lunedì mattina, sempre appunto sul 215 del digitale terrestre di Sesta Rete, mentre invece ci sono tantissime altre televisioni nella giornata del lunedì che ripetono appunto la nostra trasmissione. Vogliamo ricordare l'elenco? Sì. Benissimo, allora, vai. In replica su Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleradio Ciclope di Bronte per tutte le zone pedemontane dell'Etna, TVR e Xenon di Caltagirone per la provincia del Calatino, Tele90 di Messina per Messina città e provincia, Tele8 di Trapani per tutta la zona di Trapani e Palermo, TVA di Agrigento per tutta la provincia di Agrigento e Caltanissetta. Bene, ci sei riuscita, hai imparato tutta a memoria, complimenti. Adesso poi, prima di andare a conoscere i nostri nuovi ospiti, perché parleremo tra pochissimo del campionato di prima categoria, mandiamo in onda la rubrica che cura Ivan Jacobello, un altro collaboratore di Penalty. La rubrica si chiama Siamo tutti calciatori, e sotto i riflettori di Penalty questa settimana c'è un giocatore dello Sporting Barriera che disputa il campionato di prima categoria. Lui si chiama Concetto Alessandria. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Concetto Alessandria, poi hai giocato nei giovanissimi e negli allievi della Juventus. Cosa ricordi di quell'esperienza e quanto è servita alla tua crescita come calciatore? Niente, ho avuto la fortuna di giocare in un club come la Juve, alla fine i momenti sono stati tutti belli, ricordo in particolare il gol all'Ajax, la doppietta al Liverpool, poi ci sono stati anche altri bei momenti.
però ricordo questi qua come... Parliamo del campionato di promozione vinto con l'Atletico Catania. Quali emozioni ricordi e quanto ti sei sentito protagonista di quella cavalcata finale? Sì, è stato un campionato difficile perché l'abbiamo vinto a un punto dal Villafranca, il distacco era un punto. Quell'anno ho avuto un infortunio un po' grave. Ricordo che venivo da un momento difficile. C'è stata una partita che Mister Ricky ha rischiato mettendomi in campo e l'ho ricambiato con 2 assist e un gol. Concetto, il tuo curriculum è di elevato spessore. Quali sono secondo te i motivi che ti hanno impedito di diventare un calciatore professionista con la Juve o magari col Catania? Niente, i motivi ci sono stati dei vari motivi. C'è stato quello degli infortuni, quello che hanno la maggior parte delle persone che fanno sport, e poi soprattutto con persone sbagliate nel mondo del calcio. Attualmente giochi con lo Sporting Barriera. Che obiettivi intende raggiungere la società quest'anno e come valuti il campionato di prima categoria? Il campionato non sta a me decidere com'è, però la società, lo Sporting Barriera cerca di vincere il campionato o perlomeno di fare almeno i playoff. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Pensi di rimanere nel mondo del calcio come allenatore o magari come osservatore o hai altri progetti? Ma intanto ancora gioco a calcio, penso a giocare a calcio, poi se in futuro ci sono prospettive da allenatore oppure sempre nel mondo del calcio, poi vedremo. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie. Per penalty Ivan Jacobello. Eccoci rientrati, abbiamo quindi conosciuto Concetto Alessandria, bomber della squadra dello Sporting Barriere, e a questo punto presentiamo i nostri ospiti, lo facciamo volentieri perché sono dei cari amici. Parliamo del Megara Augusta, storica società del calcio dilettantistico, attualmente nel campionato di prima categoria. Massimo Scuderi, il presidente. Ciao Massimo. Buonasera, ciao. Ben trovato. Grazie. Tra l'altro molto contento perché insomma avete pareggiato una partita importante contro una squadra che è importantissima, e insieme a lui il capitano, il portiere del Megara Augusta, Domenico Rizza. Ciao Domenico, ben trovato. Mentre in postazione internet, come al solito, abbiamo per quanto riguarda il campionato di prima categoria il nostro Luca Luisi, che salutiamo. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Ben trovato pure a te. Allora iniziamo subito con questa lunga carrellata dei gironi del campionato di prima categoria. Insomma avremo modo anche di parlare con i nostri ospiti perché il loro girone, che tra l'altro è il girone F, è probabilmente quello più interessante perché la lotta al vertice è numerosa, squadre anche di una certa qualità. Parola subito a Luca con i risultati e la classifica per quanto riguarda il girone A, appunto di prima categoria. Sì, il girone A ha visto lo scontro al vertice tra Città Isola delle Femmine e Borgata Terranova essere vinto dai padroni di casa con un netto 4-1. Con questo risultato l'Isola delle Femmine ha mantenuto la vetta a pari punti con il Castellammare, che ha vinto per 1-0 a Fulgatore. Sale al terzo posto il Favignana, vittorioso 2-0 sul Bonaggio Sant'Andrea, mentre in coda lo Sparta Palermo conquista i suoi primi punti stagionali vincendo 4-2 il derby con la Stella d'Oriente. Prossimo turno molto interessante, infatti ci sarà lo scontro tra le due capoliste a Castellammare del Golfo e anche tra le due inseguitrici Borgata Terranova e Favignana. Nel girone B vince la capolista Ciminna 1-0 sulla Termitana e mantiene 2 punti di vantaggio sulla Castelbonese, che travolge il Castellana per 5-0. Rallentano un pochino sia il Città di Casteldaccia sia l'Acque Dolcese, che vengono fermati per 1-1 in trasferta rispettivamente dal Villabate e dall'Atletico Finale. Mentre nel girone C, scusate, il Futura Brolo mantiene la vetta vincendo per 2-0 a Castellumberto contro la Sfarandina e approfitta della sconfitta del Sinagra, con cui condivideva la vetta, per 2-0 sul campo della Sant'Angiolese. Sant'Angiolese con questa vittoria scavalca proprio il Sinagra e si porta in seconda posizione. Nella sfida playoff tra Bastione del Mele e Aquila Bafia esce uno 0-0 che permette ai padroni di casa di mantenere la quarta posizione insieme all'Iniziativa, che pareggia 2-2 a Longi. Nel girone D
Continua il duello tra lo Sporting Taormina, vittorioso 3-0 sulla Saponara, e il Ghibellina che vince 4-2 sul campo del Messina Sud. Un punto di distacco tra le due squadre che si affronteranno nel prossimo turno in casa della Ghibellina. Sale al terzo posto il Santa Teresa, 2-0 sulla Gescal, che scavalca il Furci sconfitto 2-1 sul campo della Messana. Continua la risalita della Promende, 3-0 sulla Mediterranea Nizza, ottima vittoria anche del Milo che si impone 3-1 sulla Roburo e ora si trova in settima posizione. Passando al girone E, il Real Aci va in fuga, vince per 3-1 l'anticipo contro il Real Paternò, approfitta del pareggio per 1-1 tra Atletico Pedara e Valverde e ora ha 8 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara. Del girone E, se vuoi, abbiamo anche delle immagini tra Gravina e Trecastagni, sì, in modo che così possiamo anche capire bene dove vuole arrivare il resuscitato, direi, Trecastagni, che cerca di rientrare nel calcio che conta. Sì, è arrivato un pareggio per 1-1 tra due squadre che erano partite con delle ambizioni di playoff, non hanno disputato un ottimo inizio di stagione, infatti si trovano un po' attardate, però nelle ultime giornate stanno risalendo la classifica. Classifica che vede dopo la capolista Real Aci, come detto, 8 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara, vede salire in terza posizione il Bronte che si impone per 3-2 nel derby col Maletto e aggancia il Lineri Mister Bianco. Lineri Mister Bianco che però non ha giocato, doveva giocare ieri alle 18:30 ad Adrano contro la Cometa Biancavilla. La gara non è stata disputata per insufficienza dell'impianto di illuminazione. Addirittura. Si giocava al vecchio campo di Adrano, il Duca di Mister Bianco, sì, non allo stadio dell'Etna, quindi vedremo cosa deciderà il giudice sportivo. Proseguendo andiamo al girone F. Girone F che vede la sconfitta della capolista Aquila San Michelese. E qui abbiamo anche le immagini della vittoria dello Sporting Barriera 1-0, sì, un calcio di rigore di Spartano a circa 10 minuti dalla fine, in una partita che ha visto l'Aquila San Michelese giocare meglio nella prima frazione ma subire il ritorno dello Sporting Barriera nel secondo tempo. Sporting Barriera che così è riuscito a portare a casa i 3 punti e a portarsi a -2 dalla capolista, scavalcando la Barrese che ha pareggiato per 2-2 sul campo del Megaro Augusta. Allora, abbiamo gli ospiti che chiaramente insomma, fanno parte di questo girone, dobbiamo anche sentire il loro parere a questo punto. Allora, Massimo Scuderi, partiamo dal fatto che voi comunque questo pareggio ve lo siete sudati, però è stata una partita che vi ha permesso insomma, di fare punti con le grandi, che poi nel computo finale possono essere importanti, no? Nella classifica. Sì, sicuramente, la Barrese è una squadra temibile, lo sapevamo prima. Noi comunque in casa abbiamo fatto finora i nostri punti perché abbiamo poi perso tutte le trasferte. Infatti. Purtroppo per motivi anche di organico, come abbiamo visto anche la settimana scorsa qua a Catania. Questo pareggio ci permette intanto di muovere la classifica, siamo proprio nella posizione centrale. Centrale, sì, 13 punti. E anche comunque un po' fa morale perché appunto abbiamo carenza di organico. In più se poi andiamo a esaminare la gara, si era messa male all'inizio, poi avevamo rimontato, noi fino a un quarto alla fine vincevamo 2-1. Purtroppo una disattenzione in un fallo laterale ci ha permesso alla Barrese di pareggiare, che poi devo dire obiettivamente ha strameritato il pareggio perché anche poi... Questo ti fa onore, nel fatto che lo ammetti. Nel finale anche si è buttato in avanti alla ricerca della vittoria perché volevano non perdere di vista la prima posizione. E poi grazie a Domenico, le parate di Domenico e la difesa che poi ha resistito, siamo riusciti a portare in porto questo pareggio. Avete avuto già modo di giocare anche con la San Michelese, no? Sì. Ecco, fra San Michelese e Barrese, Domenico, quale potrebbe essere la squadra che insomma ti ha impressionato, tenendo presente che c'è anche lo Sporting Barriera che comunque ha una sua forza? Sono due squadre ben organizzate intanto. Forse la San Michelese ha qualcosina in più, forse perché l'abbiamo incontrata magari in casa loro erano più motivati. Certo. Non è come la Barrese che è venuta qui a giocarsela. La San Michelese secondo me ha soprattutto un attacco micidiale. Però questo Sporting Barriera, a detta di tutti, potrebbe veramente essere la mina vagante tra il terzetto, no? Quella che poi alla fine, chissà, potrebbe anche diventare la squadra da battere col passare delle domeniche. In tempi non sospetti, sia nell'amichevole che abbiamo fatto prima del campionato, precampionato proprio con loro, con la Barriera, e anche poi dopo la sconfitta che abbiamo subito con loro, ho detto al nostro amico Sergio Infuso che per me è la squadra più forte, secondo me vincerà il campionato. In casa sono imbattibili, certo fuori hanno accusato forse qualche battuta d'arresto, però credo che sono organizzatissimi. In casa sarà difficile per tutti. Con giocatori di categoria, no? Cioè che hanno già vissuto la forza e la determinazione che ci vuole per quella categoria. Proseguiamo? Sì,
Rientra in corsa per le posizioni di vertice anche la Massimiliana, che continua il suo ottimo momento, ha vinto 4-0 a Radusa contro la Sanconitana e si trova solamente a 5 punti dalla vetta, scavalcando il Carlentini bloccato sul 3-3 sul campo del Picanello, che ha raggiunto il pari nei minuti di recupero, e ora agganciato in quinta posizione dall'Atletico Militello, che è tornato alla vittoria battendo 4-0 la Val Guarnerese. Sottolineiamo anche che in settimana ci sono state le dimissioni di mister Aldo Musumeci a Militello. Non ne conosciamo le motivazioni, magari ce li spiegherà lui nelle prossime settimane. Il Militello si è ritrovato poi a giocare comunque una partita importante, perché era da parecchie settimane che non riusciva a fare punti, ha battuto 4-0 la Val Guarnerese, che indubbiamente insomma era una partita abbastanza abbordabile. Sì, una partita abbordabile. Il cambio di allenatore poteva un po' destabilizzare l'ambiente, così non è stato, sono arrivate 4 reti e così l'Atletico Militello rientra in zona playoff. Nel girone G vince la capolista Marina di Ragusa, che espugna Pachino per 1-0 e ora ha 2 punti di vantaggio sulla nuova Camarinense, che fa suo lo scontro diretto col Città di Canicattini per 2-0 e lo scavalca in seconda posizione. Si interrompe la striscia positiva dello Sporting Priolo, che viene sconfitto 2-1 in casa della New Team Ragusa e agganciato al quarto posto dalla Netina, che batte 2-1 lo Sporting Eubea. In coda è importante la vittoria della Cate 2-1 sul Frigentini, così la squadra acatese lascia l'ultima posizione, che ora viene occupata dallo Sporting Eubea. Infine concludiamo con il girone H, dove la Libertas Racalmuto vince 3-0 al Resuttano e rimane da sola in testa alla classifica a causa dell'inaspettato pareggio interno dell'Accademia Empedoclina contro l'Albatros Lercara, penultimo in classifica. Accademia Empedoclina che viene scavalcata in seconda posizione dallo Sporting Racalmuto 1-0 sul Milena. Ma mercoledì ci saranno i 4 recuperi che erano stati designati, tra cui spicca proprio la sfida tra lo Sporting Racalmuto e l'Accademia Empedoclina. In pratica chi vince va in testa alla classifica. Perfetto, il quadro è stato completo, complimenti al nostro Luca Loisi, che congediamo. L'appuntamento è per la prossima settimana col campionato di prima categoria, saranno parecchie le partite importanti perché c'è anche qualche scontro diretto, se non sbaglio. Perfetto, ci fermiamo, abbiamo un altro momento dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio, parleremo di seconda categoria, continueremo ad avere i nostri 2 ospiti e poi alla fine, come al solito, ci sarà la parentesi dedicata al calcio siciliano, sia al Palermo che al Catania. A tra poco. In postazione internet adesso ci ha raggiunto Dario Giuffrida. Ciao, eccolo qua, pronto. Ciao Dario. Ciao. Campionato di seconda categoria, e tra poco poi parleremo anche del calcio vero, quello della Serie A, del Catania e del Palermo. Non è stata una domenica esaltante. 2 su 2 a cappotto, quindi infatti, vabbè, poteva andare molto ne parliamo dopo, perché con te in subito dobbiamo affrontare i gironi del campionato di seconda categoria. Tra l'altro una parte della nostra trasmissione è molto seguita, perché arrivano parecchie email di squadre che chiaramente militano in questo campionato poco seguito dai media, mentre invece noi di penalty, anche seppur in maniera limitata, ne parliamo comunque. A te Dario. Allora, noi cominciamo il racconto di questa giornata dal girone A, il girone del Trapanese, dove fino adesso ha dominato Lazio Roma, che è in testa con 23 punti sui 27 disponibili in questo avvio di stagione. Oggi un altro stop, 1-1 in casa dell'Atletico Trappeto, però c'è anche da dire che in questo girone sembra che tutti vogliono far vincere Lazio Roma, in quanto gli inseguitori non accorciano mai, non approfittano mai dei pochi già passi falsi che la capolista commette appunto nel suo cammino. L'impresa appunto è riuscita oggi all'Atletico Trappeto di fermare la capolista sull'1-1 e l'Atletico Trinacria, che il diretto rivale, non ne ha approfittato, si è fatta fermare anch'essa del pareggio e quindi il distacco in classifica è praticamente invariato. Da sottolineare anche la prestazione della Pallavicino e anche della Mondelliana, che vincendo hanno accorciato appunto le distanze in classifica e si stanno avvicinando alla seconda posizione. Il girone F invece? Il girone F è il girone dove c'è una piccola novità, perché fino adesso abbiamo raccontato la marcia solitaria del Calatabbiano in vetta. Il Calatabbiano sembrava così all'inizio. Sembrava così, è stata una partenza sprint, però qualcosa ha cominciato a non funzionare più e nelle ultime giornate la squadra etnea è stata abbastanza balbettante nelle sue prestazioni. Adesso ne ha approfittato appieno lo Sporting Club Giardini, che ha vinto in trasferta e quindi raggiunge la
la squadra del Calatabbiano appunto in vetta alla classifica con 19 punti, dietro il Letojanni e il Sant'Alessio a 16 punti, con una classifica che tra i primi, le prime due e le seconde due vede appena 3 punti di differenza. E una menzione, se non altro perché si tratta del derby dei disperati tra Giardini Naxos e Eusclopace. Ha vinto il Giardini Naxos, che ha vinto praticamente il primo scontro salvezza della stagione, ha messo 4 punti tra sé e l'ultima posizione, che poi è quella che porta alla retrocessione diretta, e adesso si avvicina al Cariddi che ha 8 punti, quindi a -2, potrebbe essere un punto di ripartenza. Mentre nel girone G l'ACI Bonaccorsi continua a essere la squadra leader. Esatto, l'ACI Bonaccorsi è arrivato fino a Cerami, una trasferta non indifferente, sì, per arpionare questi 2 punti. Ho sentito il presidente Anastasi prima della diretta e era nelle curve del percorso tra ACI Bonaccorsi e Cerami, però era contento, ovviamente soddisfatto per questo 2-0 in trasferta. 2-0 che vale ancora di più perché il Tre Mestieri ieri ha pareggiato in casa contro la Russo Sebastiano e sta facendo veramente un ottimo campionato, e insieme al Città di Santa Venerina si stanno riproponendo all'inseguimento del duo di testa, e adesso appunto c'è il primo break della stagionale della classifica del girone G, ossia ACI Bonaccorsi a 23, il Tre Mestieri a 20 punti, quindi su questa differenza, su questo +3, magari la squadra del presidente Anastasi può costruire lo slancio. Abbiamo adesso il girone H invece, dove abbiamo il Librino che raggiunge l'NB di Mister Bianco in vetta. Esatto, Librino che ieri ha vinto contro l'FC Motta Sant'Anastasia 0-1 in trasferta, NB Mister Bianco però che ha vinto una partita, se mi permettete, non me ne vorranno gli amici del Librino, un po' più importante, perché si è aggiudicato lo scontro casalingo con il Floridia, una delle squadre che meglio ha fatto in questo inizio di stagione, 2-0, e la vetta li vede ancora a braccetto, 23 punti per entrambi. Nota anche per il D'Agata che ha vinto contro la Mario Rapisardi il derby, l'altro derby etneo 3-2, e lo Sporting San Paolo che a quanto pare ha approfittato dei saldi a Florenzia contro il Florenzia, 7-3 in trasferta, un risultato che appartiene più al tennis che al calcio. Infatti. Risultato utile ad accorciare ancora la classifica. No, adesso un po' sorrido, no? Perché caro Massimo, bisogna anche guardare il passato, no? Il Megara per parecchie stagioni ha vissuto il campionato anche da protagonista di seconda categoria, e sappiamo benissimo che spesso e volentieri sono delle sabbie mobili questi campionati, no? Riuscirsi a tirarsi fuori è sempre molto difficile, ci sono dei sacrifici incredibili, quindi chi effettivamente riesce a venire fuori anche e soprattutto da questo campionato di seconda categoria poi lavora con più serenità. O sbaglio? È il caso nostro. Come nel caso nostro? Perché noi dopo 5 anni di seconda categoria, avendo un campionato duro, non siamo riusciti a fare il salto perdendo 2 finali, una in modo assurdo, proprio al 94esimo, che rimarrà sempre nella nostra storia, con un'autorete, una partita che bastava allora, col vecchio regolamento bastava il pareggio. Abbiamo perso 4-3 col San Giorgio, poi San Giorgio andò in prima. Sì. Noi ci siamo arrivati con il ripescaggio, però siamo un po' più sereni da questo punto di vista, noi dobbiamo fare un campionato per salvarci bene, dignitosamente. In casa stiamo onorando, diciamo, la categoria, e daremo filo da torcere anche alle squadre che verranno nel giorno di ritorno. Chiaro. Anche le prime. Anche perché poi il vostro campo diventa importante proprio per i punti della vostra classifica. Domenico, come vivete questo connubio ad Augusta con il Città di Augusta, no? Che attualmente disputa il campionato di promozione con risultati indubbiamente di grande qualità? 2 società completamente diverse. Questo lo sappiamo. La nostra è la società del presidente Scuderi, è una società a livello familiare. Sì. E lì ci sono ambizioni anno dopo anno, e devo dire Ma che... può far bene tutto questo ad Augusta? Ma io penso di sì, perché noi siamo tranquilli nella nostra dimensione, senza grilli per la testa. Siamo tifosi, possiamo dire che siamo anche tifosi della squadra che milita in promozione. Certo, anche perché ci sono tutti i ragazzi che chiaro, conosciamo, che hanno giocato insieme a noi. Domenico stesso si è stimolato con la prima categoria perché forse voleva appendere, come si suol dire, i guanti al chiodo, ma il fatto della prima categoria l'ha stimolato e sta facendo prestazioni esaltanti, perché lo stimolo
mentale nel calcio. Senti Massimo, chiaramente sia il campionato di promozione che anche voi vivete il dramma del campo che chiaramente non c'è ad Augusta, diciamolo pure, c'è. Augusta non ha il campo da calcio, a parte insomma una struttura privata che costa e che volendo un po' diciamo non certamente comoda. Massimo. Sì, questa è la terza volta che vengo qua, è la terza volta che parliamo della stessa cosa, perché, ma serve per protestare. Non è cambiato nulla, soltanto perché non è cambiato nulla. Siamo in questa struttura e il pubblico, tra l'altro a porte chiuse deve giocare, quindi il pubblico viene praticamente relegato in una stradina interpoderale dietro le panchine dove non si vede appena non ti metti nella posizione giusta, in piedi, quindi dico disagi a non finire. Augusta non merita sportivamente questo, ma purtroppo abbiamo avuto degli amministratori completamente sordi per quanto riguarda le strutture sportive e anche altro. Tra l'altro, adesso ricollegandomi con Dario al discorso del Siracusa Calcio, il dramma della provincia che vive insomma con la mancanza di strutture, poi alla fine viene ampliato anche da un Siracusa che milita nel campionato di terza categoria. Siracusa ha avuto tanti problemi per poter giocare al De Simone perché è una struttura che è condivisa con altre squadre, ad esempio la Enzo Grasso in categorie sicuramente superiori. È anche vero che a Siracusa non c'è un'alternativa al De Simone per ospitare una squadra o comunque un paio di squadre, perché la città propone realtà diverse. Non ci sono dei campi alternativi degni di questo nome, quindi non è un problema solamente di Catania o del catanese. Perfetto, ci dobbiamo fermare qualche istante per un brevissimo spot pubblicitario, rientreremo in studio, saluteremo i nostri ospiti e poi insieme a Dario affronteremo il discorso riguardante il calcio Catania e il calcio Palermo. A tra pochissimo. Spice Sport Innovation, abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei, tutto per la piscina per grandi e piccoli. Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Siamo nella parte finale, congediamo i nostri ospiti, Massimo Scuderi, il presidente del Megara Augusta, campionato di prima categoria. Grazie Ettore. E chiaramente anche Domenico Rizza che è ritornato in porta per difendere la squadra probabilmente del suo cuore, dico bene, no? Direi. Ci mancherebbe. Sarà un campionato importante il vostro perché mantenere credo la categoria in questo momento con la grande crisi economica, con la mancanza anche di strutture è sempre molto difficile, ma io credo che la passione che voi avete come squadra, come società, come giocatori possa essere fondamentale. Grazie. Ok? Un in bocca al lupo e salutiamo anche la nostra Giada. Sì, un saluto a te Ettore e un abbraccio a tutti i nostri telespettatori e un bacione alla prossima domenica. Io non saluto invece Dario perché tra pochissimo parliamo del calcio che conta, tra virgolette, quello del Catania e quello chiaramente del Palermo. Dimmi Dario, che è successo? Prima di chiudere velocemente abbiamo dato il risultato al Città di Siracusa che ha vinto 4-1 in trasferta a Villasmundo, capolista insieme per adesso altre 3 formazioni. Però è una squadra che per adesso ha subito 2 reti a fronte di 12 fatte, ottimo inizio. Indubbiamente, perfetto. Allora parliamo adesso del calcio siciliano insieme a Dario Giuffrida. Allora, insieme a Dario parliamo adesso del calcio Catania e del calcio Palermo. Iniziamo col Catania, è stata una partita dal doppio volto, no? Primo tempo discretamente, il secondo da dimenticare. Un primo tempo da Catania, anche con il controllo della partita, complice un Milan sicuramente non dei migliori,
una squadra non all'altezza, diciamo, del nome che porta, almeno sì. per quello che ha fatto vedere in campo. Soprattutto appunto in questo primo tempo. Esatto, un Catania che nonostante le assenze importanti con Spolli, con Gomez, ma anche con Isco, che è un'assenza veramente molto pesante. E Biaggianti. Sì, anche Biaggianti sono riusciti a tenere testa al Milan fino al... passando tra l'altro in vantaggio con le gran gol di Nicola Gregottaglie. Ma anche bellissimo il cross di Lodi. Mi ha sorpreso la posizione della difesa nell'azione del calcio d'angolo, una difesa in linea strana, la difesa del Milan non fa testo in questo campionato, io te la posso chiosare qui così. C'è il pareggio di Al-Shaarawy, qui c'è il pareggio di Al-Shaarawy, già la svolta della partita era già stata data perché Barrientos era stato espulso per un fallo di reazione brutto, insensato, ecco. Questo è un gol invece irregolare, quello di El-Shaarawy, sarà la svolta della partita perché è un 1-2 pazzesco per il Milan che mette a tappeto il Catania psicologicamente. E lì il Catania a quel punto probabilmente ha chiuso la partita, nel senso che non è riuscito, non aveva forse neanche la mentalità per poterla recuperare. Esatto, anche perché abbiamo già visto la castagna di Boateng qualche minuto dopo, è autunno, è anche tempo, quindi a danno del Catania, il Catania che ha risentito a quel punto, non è più riuscito a capovolgere la partita, ha cercato di giocare, di proporsi, ma diciamo che il Catania che vogliamo noi è un'altra squadra. Un'altra. Le assenze poi alla fine sono diventate assolutamente importanti. Diciamo che nel momento in cui hai impostato la partita come l'aveva impostata Maran per difendere e ripartire, come è costume del Catania, trovarsi con l'uomo in meno e a dover recuperare lo svantaggio non è sicuramente la situazione ideale. Come non ce l'ha fatta neanche il Palermo, che devo dire che dopo un primo tempo importante, perché si era mossa molto bene la squadra di Gasparini, nella ripresa, anche complice un'autorete, niente, è andata male anche a loro, hanno perso la partita. Il più grande rimpianto per le squadre siciliane è che con la pochezza quest'anno delle milanesi avrebbero potuto fare man bassa. Anche l'Inter oggi in casa, tra l'altro, ha dimostrato di non essere una grandissima squadra o comunque di non attraversare un momento splendido di forma. Dopo Palermo, quella vittoria a Torino, con la Juve a Torino, poi c'è stato un calo incredibile di condizione, poi ovviamente anche del gioco. Il Palermo oggi si è limitato a cercare di difendere, di occupare bene il campo, ci è riuscito, era assente Miccoli che rappresenta il 60-70% del carattere della squadra, quindi non era una partita molto semplice per i rosanero, nonostante appunto la spinta emotiva del derby. Inter che trova il vantaggio su una deviazione fortuita di Garcia appunto nella propria rete. Su un tiraccio direi di Ranocchia. Esatto, un cross anche abbastanza così, casuale se vogliamo. Sì. Diciamo che dal punto di vista dell'Inter è una vittoria che sottolinea ancora di più il momento negativo. Per il Palermo è una sconfitta che oggettivamente non fa molto testo e che può lasciare fiduciosi Gasperini e anche i tifosi. Anche se insomma la prossima partita sarà una partita impegnativa perché si giocherà con la Juventus, seppur alla favorita. E già stiamo parlando di un impegno un po' diverso. La Juve, ecco il gol, l'autorete diciamo, di Garcia. Per quanto riguarda il prossimo impegno del Palermo, stiamo parlando sicuramente di una Juventus che è in un momento di forma diverso e quindi sarà importante avere anche la spinta della favorita per la squadra di Gasperini. Tra l'altro con il ritorno di Conte in panchina. Con il ritorno di Conte in panchina, quindi è una Juve al gran completo, possiamo dire così, sicuramente è una sfida molto più complicata rispetto a quella che poi si è ritrovata in campo il Palermo oggi. Perfetto, abbiamo quindi così dato modo agli amici, agli sportivi di penalty di vivere, anche se solamente per un paio di minuti, la magia del calcio che conta, la magia del calcio Catania e del calcio Palermo. L'appuntamento comunque con penalty ritornerà naturalmente la prossima settimana alla stessa ora in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19 sino alle 20:30 e poi in replica dopo le 23. A tutti il buon proseguo, arrivederci.